Un saluto da Dottor Palmas. Quella che vedi è una truffa, un orrore dentale, un paziente che è stato accalappiato, gli sono state vendute delle terapie implosive. È un paziente che aveva già degli impianti dentali inseriti in bocca, al quale sono stati venduti 1, 2, 3, 4 impianti nella parte superiore e 4 impianti nella parte inferiore. Non è stata guardata la foresta, non è stata guardato il fatto che il paziente avrebbe dovuto mettere degli impianti nelle zone posteriori per distribuire poi le forze masticatorie soprattutto nelle zone posteriori. Ora si ritrova il paziente con un blocco di vetro, una protesi in zirconio, tra l'altro senza la barra in titanio interna che dia resistenza poi a tutta la protesi. È un lavoro questo economico. Ok, quando si vuole fare una truffa, cosa fai? Semplifichi il lavoro. Ti vendo un'automobile che dentro non c'ha nulla. La forma è quella di un'automobile, ma dentro non c'è sostanza. Ci ritroviamo dei blocchi di zirconio senza la struttura di resistenza interna, che tra l'altro serve anche a evitare poi fratture future o tensioni sugli impianti dentali. È stato fatto un prezzo basso per attirare il paziente, ma sono anche stati messi pochi pilastri implantari, quando questo era un caso dove si sarebbero intanto dovute svitare queste viti, distribuire in maniera uniforme i nuovi impianti nella bocca, sul quale mettere poi tutta la protesi. Questa è una delle truffe sul quale io metto in guardia di più in assoluto, ovvero tutti i denti in zirconio, tutti i denti su impianti in zirconio, addirittura c'è chi ti venderà una riabilitazione dove torni a casa con le dentiere mobili, che dopo la chirurgia neanche riesci a usare, perché quelle costano poche centinaia d'euro, e poi ti vendono come denti definitivi denti in zirconio, ma praticamente ti fanno solamente la forma dei denti da dei dischi di zirconio, senza fare invece una lavorazione al dettaglio che va fatta sullo zirconio mettendo pure la barra di rinforzo. Questa purtroppo non è una cosa vietata e c'è chi ne abusa di questo tipo di riabilitare il paziente. Noi questa è una cosa che non facciamo perché conosciamo quelli che sono poi i problemi a lungo termine per la reputazione. Un paziente oggi che è contento, tra un paio d'anni avrà grossi problemi. E sono sicuro che se tu non hai in mente di scappare con la cassa, questo potrebbe farti cappottare lo studio dentistico. Tu che mi stai guardando, evita di curare i pazienti in questo modo. E tu paziente, evita le cliniche come la peste che ti vendono i denti monolitici senza la struttura di titanio. Fa attenzione perché questa è quella che io definisco una truffa, non è vietata, io, dottor Palmas, la definisco una truffa perché conosco quelli che sono i problemi che ci sono dopo. Però, ripeto, fai molta attenzione perché questa procedura non è assolutamente vietata. Dunque fai molta attenzione, denti fissi su impianti in zirconio con l'asterisco. Fai molta attenzione quando ti trovi davanti pubblicità, denti fissi in zirconio. Ok, questi se sono al di sotto di una certa somma, molto probabilmente ti stanno facendo questo stratagemma per poterti deliberare, offrire un servizio che dovrebbe essere di qualità a un prezzo molto basso. Un saluto da Dottor Palmas, continua a seguirmi su YouTube, nelle playlist di orrori dentali e tutte quelle che sono i retroscena oscuri del dentale in Europa. Ciao!